La sua candidatura a sindaco l'aveva già annunciata mesi fa, contribuendo peraltro ad aprire in tal senso un primo dibattito all'interno di un centro-sinistra veneziano chiamato ad organizzare entro primavera un'offerta politica, amministrativa, forse anche culturale alternativa a quella di Luigi Brugnaro. Giovanni Andrea Martini, presidente della municipalità di Venezia, Murano e Burano, è al momento l'unico, non solo a sinistra, ad essersi messo in gioco, presentando a Mestre una candidatura che parte dal confronto e dall'ascolto dei cittadini. Stiamo attraversando un periodo di scollamento tra quella che è l'amministrazione e la realtà del cittadino, la realtà della persona. Abbiamo insistito molto sul tema della persona perché le persone sono diverse e diversi sono i bisogni e le necessità e quindi il nostro sforzo è quello, sempre stato, di ascoltare e dopo l'ascolto arrivare a una decisione. Socialità e partecipazione, a quella che non a caso è detta la res publica, la cosa che appartiene a tutti, sono elementi presentati come di rottura rispetto alla politica condotta da Cafarsetti negli ultimi 5 anni, ma la partecipazione qui la si vorrebbe anche a monte. Sarà un candidato civico alle prossime elezioni comunali o nel caso il centrosinistra indisse le primarie è disposto a rimettersi in gioco? No, dall'inizio abbiamo detto che questa è la volontà di arrivare a primarie e naturalmente le primarie sono le primarie larghe, le primarie del centro-sinistra. Disposto a farsi da parte nel caso perdesse le primarie? Ma certo, sicuramente sì, le primarie si fanno proprio per mettersi in gioco, quindi Se non si fanno però si candida. sicuramente sì, certo. Rimasta aperta la questione primarie, il Comune di Venezia ha intanto un candidato alle amministrative di primavera pronto a dare battaglia all'insegna della difesa della qualità della vita dei cittadini. La qualità economica, la qualità sociale, la qualità culturale che ha visto disastri insomma, combinati in città, quindi sono tutti ambiti, la qualità della vita e quindi anche legati alla sicurezza. Non abbiamo certo bisogno di blitz teatrali per risolvere problemi gravissimi come il problema legato alla droga che sappiamo essere drammatico, quindi occorre invece una rete di servizi.